E Forgive Me Father, vai. Mi chiedo a sto punto. L'unica cosa che cambia tra il fare la giornalista e il prede è solamente l'incipit. E letteralmente è quello, cioè, e onestamente il gioco non mi sta piacendo così tanto da dire non vedo l'ora di farmi anche la tizia. Cioè, sicuramente. Ah, sott'acqua solo questo va. Ah, che figata sta roba, però. Dove ce l'ho la balestras, però? Non la vedo più. Allora, potenziamo tutte le armi, quindi onestamente, probabilmente, pensandoci mente. E dovrei fare questo e arriva fino al terzo della scopa che non uso mai perché non mi piace. E averci più munizioni. Allora, è che ho paura che mi tolga questo, cioè quello è il problema. Ma no, però aspetta, no, se avessi voluto sarebbe dovuto essere questo, quindi forse sono un coglione? No, è che mi piaceva elettrica, non mi piaceva che diventasse pene. Voglio potenziarmi la luce. Così. Che ora non posso usare, però. Avrei giusto allargato un po' di più la cosa da palombaro, però vabbè, ci può stare. Probabilmente durerà poco anche sto pezzo. Cioè, nel senso. Con tutto il rispetto, ma sto con le cuffie e non si sentiva che ce l'avevo dietro, però. Tanto la tuta da palombaro ma la mano nuda. Vabbè, ci sta. Atlantis, che immagino sia la nave, non la città perduta. Ah, tu sali là sopra, ok. Che sto cazzo di cosa non me lo fa vedere. Goldfish. I don't think its wishes are able to help me now. Peccato, avrei voluto. Ma l'avevo sentito. I misteri dell'oceano. Siamo tutti qui riuniti oggi. Porco due, questo è diverso. Giant Gobbler. Un enzere umano. Esci tu, bastardo. Ecco, cioè, con questo passo, secondo me poteva essere qualcosa. Invece hanno deciso. Davvero un peccato che sia un'arena. Non è neanche tanto fatto bene. Ok. Esatto, ciao Mick 1991.
Sei il più forte, mi raccontavano ieri. Li ho sentiti urlare i mostri però, perché non li vedo? Dovrò andare avanti o di sotto? No, cado. Ok. Mi viene da fiondarmi di sotto, onestamente, perché vedo che si può camminare, però qua si può salire. E niente, invece devo andare di sotto. La giocata di videogiochi mi piacerebbe cominciare. Vai. Nessuno ti ferma. È un hobby come un altro alla fine. Io mi fiondo di sotto. Vaffanculo. E non avrei dovuto, perché adesso mi tocca ricominciare da capo. Non ne sono felice di questo. Perché hai dato tipo 4 secondi Goldfish. I don't think its wishes are able to help Ma me. divertente come hobby. Alla fine ci sta. Cioè dipende da quello che vuoi. Nel senso... è pure difficile consigliare a qualcuno che dovrebbe iniziare. O che vorrebbe iniziare più che altro. Che esista un qualcosa per letteralmente chiunque. Però dipende pure dagli interessi delle persone singole. Più che altro inizia adesso... ti toglie tutta quell'esperienza pregressa. E ti spiega alcune merdate che fanno al giorno d'oggi per incularti. E uno non ha neanche i mezzi. Neanche per combattere, ma per capire che lo stanno inculando. Madonna, quanti cazzo erano? Figli di puttana. Ma non mi posso neanche curare. Giustamente il crocifisso sott'acqua non funziona. È una logica... logica veramente confutabile. Dicevo ragione, non dovevo andare sotto. Perfetto, mi devo levare dai coglioni. Non ce la faccio. Devo lasciarmela di più. Mamma mia. Ho lisciato malissimo. A goldfish. I don't think its wishes are able to help me now. Faccio parte del percorso prendere in culo intendo. Ma in realtà se uno potesse evitare sarebbe meglio, eh. Che comunque alla fine... cioè, le inculate che poi prende videogiocando sono più monetarie che altro. Perché comunque... è pieno di roba che cerca di inculare i soldi direttamente da dentro il tuo portafoglio, quindi... è più quello secondo me che devi stare attento. Ok, mi sono salvato sto giro. Culo. Ok. Ma io l'ho fatti tutti senza prenderlo nell'ano. Dove da qualche parte c'è un tizio che mi sta a tirare pesci.
Quello è il bastardo. Ah, non era il Mister Pesce, era Crabman di merda. Ora impari a rotto il cazzo. Porca troia, che figlio di puttana. Più che altro dipende, cioè, perché dal nulla così neanche te potrei di... prova questo, prova quello. Cioè, secondo me dovresti puntare... a fare un giro tra qualche free to play e vedere se c'è qualcosa che ti intriga. Pigliartene uno dal nulla, ma come viene in mente qualcosa? E mori. Io per partire dove spende tanto di PC attuale si va a partire un poco. Dipende da quello che vuoi fare, cioè se lo vuoi prendere come una cosa... secondo me dovresti provare. Magari qualche amico tuo che conosci, che ha la Play o il computer e fate... Vai là da lui un pomeriggio e vedi qualcosa se ti piace. Perché comunque c'è un costo d'entrata nell'hobby, cioè... Non è... Non posso dire che non ci sia. Però neanche ti posso dire... Parti dalla Play 1 come ho fatto io, cioè vado a recuperare una Play 1, che cazzo dico? Siamo in un momento molto accessibile per tutti, quindi paradossalmente pure se c'hai il telefono puoi farlo da telefono. Cioè ci metti X a scaricarti tipo un emulatore che cazzo ne so, la Play 1, la Play 2 o il Game Boy sul telefono e gioca a qualcosa lì. Poi c'è pure la cosa che devi anche scoprire cosa ti piace, perché magari come primo gioco, che cazzo ne so, giochi questo che sto giocando io e fai... Non è che forse i videogiochi so per me, però magari ti giochi con qualcosa che è nelle tue corde molto di più di questo, e paradossalmente questo è poco nelle mie corde anche per me. E da quello... Che cazzo è? Big Ugly Fish. Ah. E da lì poi... te la giusti, però... Non si fa così. Però ma questo mi scopa. Giocavo a Pandemonium con la prima non più 25 anni fa. E magari puoi caricarti un emulatore sul telefono o sul portatile se ce n'hai uno, così. Perché comunque non è che ti posso dire comprate 3.000 euro di PC dal nulla. Giustamente te mi pisci in culo. Ok. Riesco a colpirlo sto fatto. Dio del cazzo. Il danno glielo faccio. Poi due colpi e se ne va. No. E ora non va. Perché non va? Si vede qualche new game e qualcuno dovrebbe averlo. Lo spero per te. Non so perché non vada, viene a funzionare. Non mi chiedere. Trovi più difficoltà con sti cazzo di mini stronzio. Boss di merda. Sì, ma non sto neanche a capire perché. Cioè, quello è il problema. Perché?
Sicuro è qualcosa qui. Ok, ora dovrebbe andare. Dovrei aver risolto. Eccolo. Let's fucking go. Facciamo la boss fight. Sto trovando molto difficile sta boss fight, posso dirlo? Ho buggato. È a prova di bug. Disse lui dopo averlo veramente fracicato. No, però non so come fa. Come fa? Dai, ma che cazzo devo fare? Porco Dio, sto rosicando. Ma come fa a funzionare pure col piede? Come cazzo ho fatto? Sono confuso. Non puoi fottermi, Danilo. Stavo pensando di mettere un suono comunque quando mi trasformo in piede. Sai, tipo quel boing, 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 tipo arpa, no? Ma come la schivo questa, scusa, eh? E vabbè. Che boss fight del cazzo. Ma poi guarda quanti ne spawna, pipì. Che ingestibile rumore.
Metti la canzone di Digimon e te che rotei invece che sparire. Ci ho pensato. No, però non mi piace. Quello mette quella che fa con l'arpa, no? Tipo blum blum blum, e l'effetto quello wiggle. Solo che era... ci ho pensato dopo aver fatto tutta la Baratan, quindi devo mettermici un attimo a farlo e non mi va. Potrei farlo dopo, effettivamente. Perché la clip dei Circo Uccisi l'ho già fatta ieri insieme alla prima. Dai, dai. Perfetto, inutile incantesimo. Non so che devo fare qua. Forse devo andare avanti qua. Dove devo andare? Sto sott'acqua, non so dove devo andare. Io non ho idea di che devo fare qua. Cioè, non mi dà un input, niente. Sto arrabbiando come una merda. Ma tipo tanto, perché, cioè, non è neanche facile la boss fight. Cioè, fosse almeno tipo... La challenge era sopravvive all'acqua, invece a me sembra sopravvive alla voglia di disinstallarlo fortissimo. Quindi. Una challenge molto complicata. In più Emiliano mi ha dato 4 messaggi adesso, quindi vuol dire che domani pesce l'appuntamento che ci eravamo dati e già iniziamo male. Questa non riesco proprio. Come cazzo mi hai preso da sotto? Ma che me li ciuccia lui? Non sto a capire. Puoi morire per favore. Ok, qualcuno mi spiega che cazzo devo fare qua. Devo andare qua.
Però prendeva le ISO questi. Così. Non ho mai detto che questo mi sta piacendo, onestamente. Devo aver fatto chiaro anche abbastanza che pure questa è una mezza chiave. E poi ti ripeto, se ti dico una, due, tre volte che non voglio giocare Series M, non puoi semplicemente accettare. E ti ho detto che non voglio giocare Series M, capisco che me lo devi tirare fuori periodicamente. Dai. Ok. Perfetto. Porco Dio. Non riesco neanche a colpirlo un attimo. Dov'è il laserone di merda? Perfetto. Madonna, che boss fight di merda. Dove cazzo spawna ogni volta? Giuro, l'audio sta da tutte le parti. Perfetto. Ah, no, no, perfetto. No, perfetto. No, però non mi puoi fare questo. No, non mi puoi proprio fare questo. No, porco Dio, Meraria si è girato. Beh, ma c'è Drake in questa roba. Ah, ti giuro, ho detto che scusa, c'è questa tassazione. Non sapevo che fosse un'arena del cazzo. Cioè, se l'avessi saputo non l'avrei iniziato. Me lo sono ritrovato, ho visto gli screen, ho detto fammelo vedere perché esteticamente è figo. Però, onestamente lo sto anche un pochino odiando perché fa proprio schifo. Cioè, sarebbe stato 30 volte meglio story driven, tranquillo, invece doveva fare... Ma purtroppo allo sviluppatore nessuno gli ha detto, bro, l'idea è un po' di merda, però tutto rispetto, puoi fare tante cose, ma non questo. Questa boss fight per me è veramente un'estrema merda. Che ho visto del peggio. No, sicuramente c'è del peggio, onestamente no. Però questo mi dispiace più che altro perché a livello estetico e grafico è fighissimo.
Invece purtroppo si è impallato. Si è impallato con. La roba Lovecraftiana è tipo accennata. Quando stava negli screen sembrava che l'avesse scritto Lovecraft questo gioco. Boss Big Sacrifice, wow. È la cosa migliore di sta boss, fate il nome, perché per il resto le meccaniche fanno cacare, quindi. È meglio che il nome almeno faccia ridere. Ho fatto pensare a Momodora, infatti. Che se io devo, cioè. Poi che meccaniche, cioè non ho il tempo di stare dietro al boss se devo seguire sta cagata, è quello il problema. Ah, terraforming proprio, cioè. Visto di Dio. Dov'è? Ed è qua o devo andare via? E madonna, che schifo, boss, fai di cazzo. Forse è diventato più facile adesso. Vaffanculo, che boss fight di merda. Porca puttana, oh. Non ho più la minima idea di che facevo così, ma se mi porta i sogni che faccio quando c'ho la febbre. Quindi è vero. Stavo pure per morire, quella è città con me. È letteralmente la merda. Poteva davvero essere. Addio a Big Fizz. Poteva davvero essere un bel gioco, ma a quanto pare hanno detto. Ma se invece. Facciamo peggio. Ma poi c'ha due personaggi giocabili, cioè secondo me la loro idea è stata anche quella di dire il personaggio poi se lo rigioca con l'altro PG giocabile. Amico mio, non voglio. It smells horribly. However, something is pulling you there. Curiosity or something else? You hear moans, more of these scum. You do not have mercy anymore. No, wait a second. It's a human voice. Capitano Mano. You find Tom Phillips. Despite his condition, he greets you by tilting his hat. He's talking to you. He's giving you information. You feel that it is important, but you don't understand half of it. Is he teasing you?
unrestrained. Anger grows within you. You're no longer yourself. Ok. Ma sono stato corrotto pure io. Boh, veramente non... Cioè, il tizio mi parla, mi dice, ehi, sono il capitano Ano, Tom Phillips, di cui se ne parla dall'inizio del gioco, lo incontri, il livello inizia e non c'è il tizio. Ma come faccio? Come faccio ad apprezzarlo? Cioè, non riesco a... Tra l'altro, il piede sul verticale, siccome non ho rimosso la mia faccia sotto perché non mi andava di automatizzarlo, dovevo rifare tutte le scene verticali, era allineato perfettamente con la mia faccia, vedevi il mio corpo con il piede sopra. Oh, bellissimo. Allora, potrei usare il livello per andare a fare nel culo. Cosa ho potenziato prima? Non mi ricordo. Ma sai che non me l'ha preso perché sono morto, quindi in realtà il livello non l'ho... Ho fatto... No, non ho fatto questo. Ho fatto questo? Effettivamente... Senti, potenziamo questo. Poi io... Blank spots in this book are slowly getting filled. Che volevano fotte, scusa, con queste scalette nascostine. Secret found. I have to be careful. Quindi ora sto nella nave del tesoro. Oh baby 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 baby. Oh oh oh. Ah, non ho visto il corridoio. Porco due. Ho fatto fare la pipì a Donzo. Non posso rompere qua. Perché vedi, è molto... Cioè, anche se è un'arena, è molto esplorativo. Non c'ha quella cosa che dice, vabbè, è solo per il gameplay. No, ti fa anche esplorare per vedere i segreti, le cose, scoprire cose di storia. E questa è tipo una medaglia che ti danno per aver servito nella prima guerra mondiale nella nave, nella marina. Ok. Potrei effettivamente dovermelo scrivere su un foglietto di cazzo. E non è un foglietto e basta, è proprio un foglietto fatto con la pelle del mio cazzo. Che non è più così tanta. Sirius Sam pure è anche meglio gli easter eggs. Sì, ma non me ne frega un cazzo di Sirius Sam, però. Forse le mie parole non sono state colte lo stesso, mi sa. Quanto devo andare? Ah no, qua mi ci devo buttare, pensavo che tornavo indietro, sono un coglione. Ci posso. E vedi che mi cerchi... non mi interessa Sirius Sam, cioè non mi piace. Lo so come è fatto Sirius Sam, l'ho visto giocare 1 miliardo di volte. I feel no remorse. Però non mi interessa.
Se avessi saputo che questo era un'arena avrei detto, ma forse me ne fotto un cazzo. Probabilmente l'hanno dato in qualche Humble Bundle che io ancora lo facevo. L'ho visto solo dagli screenshot, ho fatto, oh che figata, e poi me lo sono... Ripetatamente interpretazioni, cioè, che fare? Io sì ho pensato per un attimo, e l'ho dovuto riascoltare 4-5 volte perché pensavo per un attimo che tu avessi usato un IA per fare quella cosa, perché ti giuro stavo a diventare scemo. Porta chiusa. Cosa per una porta? Father, please. Mi sento l'ano... No, sono un po' catturato. In quel momento lo sei stato. Me l'hai davvero fatto. Ci può stare, ci può stare. Mi curo con la preghiera. Oh, rizzoccola. E mi si sta alzando la madness, vorrei... This bottle deserves to be emptied. Questo è fatto da italiani, sbaglio? Oddio, non credo. Però se è stato fatto da italiani capisco perché a livello videoludico veniamo contati poco dal resto del mondo. Era più divertente Daimer 1998 che comunque mi ha divertito nella sua pagine di soldi spesi per farlo. Non ho controllato il seguito che poteva essere divertente vedere come era diventato. Ma devo ritrovare quelle 2 o 3 porte che non ho aperto. No, è venuto da qui. Qual è il senso di sta mappa? Non sto capendo. Mi sono perso, papà. Papà, mi sono perso. Ma era aperta sta porta prima? Ah no, era questa. A horrible sight.
Vedi, arrivavo là e la chiave ce l'avevo. Is the fire make it burn down. Semplice percorso dentro una nave, comunque. Proprio così che me l'aspetto. Ma no, no. No, qua c'era il segreto. E qua la porta. Perfetto. Ma possibile zero proiettili di pistole, però? È da qua che l'avevo visti questi. Erano molto di più. Mi sbagliavo, ho contato, sono polacchi. Cosa ok, sono polacchi. Mi ricorda molto Sinking City sto gioco a livello di intenzioni. Allo stesso modo, dopo averlo giocato, ho fatto porca. Ah, Eva, se non me ne fregavo un cazzo. Attenzione, tempesta fortissima a nord-ovest dell'Atlantico. Attenzione, è urgente ritornare ai porti. E invece siamo in mezzo all'oceano. Desperate times call for desperate measures. Yes, desperate measures. Oh my god, that cock is amazing. Oh my goodness. I have to be careful. Viking's best fishes. Oddio, un segreto. Vabbè, ma chi è che non andava a distruggere quei tre cosi? Sembrava proprio messi apposta per me. Ma davvero ho finito di così con la pistola? Ah, ma dura finché lui è in vita. Molto carina quel coso. Averlo capito quasi alla fine del gioco, però mi aiuta molto, se posso dire. Pain is temporary. Pain is temporary. But cock is forever. Dove vado avanti? Ah. Aldo Vigolak. O Wigolak. Bambino di merda. Oddio, finally. 20.000 leghe sotto i mari. Jules Verne. Ah. Oh, ok. Quella prima era quasi impossibile, questo era una cazzata. Lo fanno, immagino. La di boss fight. Leave your humanity at the entrance.
Wait. non stavo in una How can I nave. recognize this devil's speech? Questa però è veramente è disegnato sopra, bro. Dai, boss fight una finale questa, per forza. Ti prego, dai. Dai, per favore. Per favore, sì, la fine. Comunque non capisco se l'hanno detto ma non c'è, ma io sta cazzo del ruota delle armi ancora la devo vedere. Cioè non c'è una ruota delle armi. Ah, non c'è. Perfetto. Perfetto, là c'è la chiave blu. Thank you for your help. Che cazzo fa sto ubriacone sta sempre? Sarebbe top se... Allora, il gioco si redime al 100% se il boss finale arrivi nella stanza, cioè lui si alza e si trasforma. E allora dico, cazzo. Figo. Altrimenti... Sarà il Cthulhu del cazzo e via. Come arrivo lì? Devo fare il giro, mannaggia, quel porco zio. Perché credo che se mi butto qua dentro crepo. Eh sì, è come se mi mancasse un pezzo per camminare. Ti sciotta pure. Manca ancora metà livello. Che livello? Perché era fiore? Ok, baby. And you suck my fucking balls. You will not get away with this. Get it away with it. You can't get it away.
c'era bisogno proprio di sprecare tutti questi proiettili. Poi a livello tecnico c'ha pure dei punti che fai, oh, però è bella l'illuminazione, l'effetto della luce, però una volta ogni tanto. Perfetto. Ok. Non penso se ghiaccio o cristalli, però. Ma doveva spawnare qualcosa? Ah. Non ho visto la leva. Ok, ok. Volevo vedere... Perché c'era un pezzo... E sì, potevo salire subito sopra. Però qua non avevo esplorato bene. In realtà non c'è un cazzo, quindi alla fine avevo fatto pure bene a non esplorare bene. Ah, sono qua io. Allora l'avevo visto che lui c'era, ma non l'avevo visto più. Bastardo. Ok, non trovo la strada. Ok, 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 ok. Mai più, eh? Dai. Facciamo che non ti devo mai più guardare in faccia negli occhi del mondo. Ah, perché poi tu ti fiondavi sopra la chiava. Did I see a closed door here somewhere? Però, ho preso 3 volte. Per lui per qualche motivo era fortissimo. Dimmi perché non dovrei venire qua. Secret found. Mi sa che è il terzo che trovo, non credo ce ne saranno altri. Devilish tricks. They try to confuse me. Che è proprio la cosa più banale che poteva essere. Tipo la donna che un tempo amavo. Prima di diventare un prete. Prima di servire il nostro Signore non ero un prete. I feel no remorse. Sono sposata con una donna di nome Annabelle. O Brigitte, sai, diciamo questi nomi strani. Che voglia di rivedermi Monster, puttana la madonna. Che anime del Cristo, bellissimo. Oppure rileggermelo. Una pippetta me la farei, eh. Fatemi un favore, guardatevi Monster, puttana del Cristo. Leggetelo, fate quello che volete, ma guardate quanto è bello. Quanto è bello Monster. Senza senso, una tensione di Cristo.
lo so, ho letto e quando è uscito l'anime su Netflix me lo so anche rivisto, dicendo, vabbè, ma già so come finisce, quindi alla fine quanto mi potrà riemozionare. Porca puttana, c'avevo tensione allo stesso modo e sapevo comunque come finiva. Bellissimo, che thrillerone. Senso. Certo, so 72 episodi l'anime, quindi comunque dura parecchio, però ne vale troppo la pena. È veramente un anime della Madonna. Manga non ne parliamo, quanto è bello, ha veramente senso. E in più c'è un personaggio, se vi interessa, doppiato dalla doppiatrice di Naruto, quindi... Desperate times call for E desperate credo tra l'altro doppia anche il tizio di Fullmetal Alchemist che non mi ricordo come si chiama. Edward? Vabbè, quello non il fratello robottone, fratello umano. Bello, 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 mostro. Infatti mi dovevo vedere pure Pluto. Ho detto mo l'inizio e poi... La vita si sa. Forse si è aperto qua. Infatti. Morì comunque. La sento sborrarmi addosso ma non la vedo. Ora mi incazzo, non riesco a prendere ste troie. Sto per fare un macello. Ok, ce l'ho fatta. Questo era il corriere di Amazon che vi porta la roba a casa. Vediamo perché il pacco è così. Che fanno questo? Deve essere cambiato qualche policy interna nei magazzini. Per me la roba se è oro colato se non te la lanciano. Ma cascate male, miei bei corrierini che state all'ascolto. Quando mi lanciate la roba nel giardino, io dico che la consegna non è andata a buon fine. Poi continuate a lanciarmi la roba anche se vi dico un secondo sto letteralmente scendendo. Dopo 3 secondi scende la trovo buttata nel giardino quando piove e mi fate girare i coglioni, no? Però i corrieri hanno delle consegne al top numero che devono ricevere. Oh, l'ho lavorato pure io a Amazon. Devi stare tranquillo. L'altro giorno è stato fantastico. Torno a casa. Ero uscito. Letteralmente il corriere mi vede. Suona.
Vedo mio padre, fa chi è? E lui fa so corriere, ho appoggiato qui il pacco e l'ho visto lanciarlo. Ho fatto porco dio, faccia di merda che non sei altro. Ed era roba di elettronica abbastanza delicata, quindi se me la lanci c'è capace anche che me la rompi. Che cazzo gliene frega. Porca puttana che è rosicata. Oh. Ho guardato in faccia e l'ha fatto uguale. Cioè non so se apprezzare il cazzo dritto che ci ha avuto per farlo oppure semplicemente dice una finta telecamera, vedi che non lo fanno più. Ce l'ho vera la telecamera lì, è quello il problema. La cosa strana è che adesso Amazon nei suoi... Adesso quando fai la consegna non è andato a buon fine, c'è una nuova opzione che è il pacco mi è stato lanciato nell'edificio. E lo faccio sempre perché mi hanno rotto i coglioni, cioè... Se non imparate. Una volta, porca puttana, dovevo fare un reso delle casse, tra l'altro. Dopo un mese ancora non mi arrivavano i soldi, il corriere aveva fatto finta di passare, aveva dichiarato che lo aveva preso e il pacco non è mai arrivato dove doveva arrivare. Me lo sono fatto inculare dal tizio di Amazon e magicamente il reso mi è stato fatto il giorno stesso. Se lo sono venuti a riprendere ovviamente il pacco. Finisce davvero without taking damage. Ammazza, non mi hanno mai fatto danno a sto livello? Ah no, forse perché sono morto e ho fatto... Vabbè. Come avevano il problema una volta che lo segnali? Mi sono rotte le creative. No, beh, quando mi si sono rotte... E poi lì ho scoperto che non mi si erano rotte le casse. Mi erano già arrivate rotte la prima volta. Perché quando ho preso queste nuove... 2 anni fa ormai... Mi sono reso conto che funzionavano in maniera diversa proprio. Ho fatto, ma sta roba prima non la facevano mai? È perché non erano mai state funzionanti. Solo che non lo sapevo e quindi pensavo che funzionassero. Invece erano già rotte al primo arrivo. Però quello non posso dare la colpa al corriere di 5 anni fa perché sta nero. Fortunatamente era ancora rientrante nella garanzia quella europea dei 2 anni. È tipo lisciata quasi per un giorno, tipo 2 o 3 giorni e mi finiva, tra l'altro. È stato veramente il top quello. Ma mi sarei andata in culo le creative, cioè quelli da creative, perché dico, bro, ma stando fermo su una scrivania si rompono da sole. Certo, l'inculata è che quando me la sono ricomprata era una delle crisi dei prezzi che c'è stata negli ultimi 5 anni, quindi da 60 che l'avevo pagata l'ho dovuta ripagare 80, cioè ho dovuto mettere 20 euro sopra. Però che devi fa? O così, o letteralmente dovevo sperare che quel giorno accendendosi le casse gli prendeva di funzionare. Ero arrivato al punto che solo con le cuffie funzionavano e a una certa neanche più con le cuffie ho fatto sempre. Un piccolo bug lo posso accettare, ma il fatto che stando fermi che nessuno le tocca si rompano mi fa girare i coglioni. Specialmente visto che poi te Dani ce l'avevi da molto più tempo di me, ho fatto scusa, ma amico mio che sicuramente l'avrà trattate pure peggio di me, gli funzionano dopo più di 5 anni e io dopo 2 mesi rompono stando fermi su una scrivania. Se non meritate i soldi penso che vi rovino l'esistenza, quindi... Il buon Octal che mi rispondeva dall'Italia mi ha detto, anche se aveva il nome meno italiano del mondo e non parlava neanche bene l'italiano, ha convenuto con me e ha detto hai ragione. Ancora le ho, capito? Io pure queste ancora ce l'ho. E queste non sono rotte. Sapevo prima. Ma doveva essere una trappola? Il muro del muri. Il muro del muri. Tanto Bondo le butta giù e se ci sopra ovviamente non gioca al tavolo ma sul tavolo. Capito? Cioè... Comunque... Una situazione secondo me peggiore a livello proprio oggettivo rispetto alla mia che lo tengo fermo. Fermo sulla scrivania senza toccarle mai, letteralmente. Entità del tormento. Queste ne spawnano 2 e la mia run è finita su sto gioco. Saprei neanche come cazzo fare.
Questo lo tengo, non si sa mai. This will save my life someday. Sono 4 porte però, brother. Sono felice di questo, lo sai? Vale prendermi il danno, ogni volta provo ad evitarlo, ma credo. There is no way in. There's no way in. Ok. Sono a un livello. Ah, troia. First aid. Somebody here is poisoned. Ma dove cazzo devo andare? This is not the end. Oh, vaffanculo. No. Dangerous jobs require proper uniforms. Faccio cagare i topi. Porco due. Ai. Polacchi sono forti con grafica e gameplay. Siete dimenticato un non. Sono. Sì, per ridere ovviamente. Allora, con la porta sono morto. Dobbiamo andare qui. Posso richiudere la porta? Ma li butti giù se non li sciogli. Figo. Ci sono un tumore che non li concepisco proprio. Madonna, se li odio questi. Proviamo da quest'altra parte. No, tranquilli, È fastidiosa la luce di queste finestre. No, che si spawnano quest'altri.
Figa sta roba. Se è buggato doveva attaccarmi sto coso. Perfetto. Peter. Ok. Ora una fatta, anzi due fatte. Fa le altre due. Glad I could find these. Come ci vado qua? Segreto. Un fucking secret. Vedete veramente niente queste finestre. Tumorazio. Livellino, ti fa sempre bene. Un bel livelletto, lo prendo tutto quanto nel colletto. Forse la torcia? O forse, come diceva Arturzio, o di difesa? No, però questo è il limite dell'armatura. Famo più vita. I need to stay fit. It is time. 225, mi sa. Rotina cazzata. E 1, 2, 3, 4, 5, quindi forse 15, forse 20, basta. Io non vedo una sega. No, forse questo rimanere aperto. This bottle deserves to be emptied. Oh no.
so giocata, dai. Ma potevo giocare meglio? Probabilmente sì. Wow. Madonna, tu morifichi proprio. Non ne vuole sapere crepà. Ok. Ora dov'era l'altra chiave? Sempre di qua. Eh sì. Non serve. Mo la luce di questa è blu, non capisco perché. Via la chiave blu, entra qua dentro e basta. E mi sono perso. No, 25 comunque. Boh, vabbè. I have got to protect myself. God. Ma perché ho preso danni pure io per sta cazzata? Making progress. Non mi pare ci sia più nessuno. O sbaglio? A shrine to mark my infatti. progress. Partita la musica perché non si pensavano che li ammazzavo subito.
Oh, veramente difficili da prendere ste puttane. No, il libro. Non ci posso credere. Oh, i polacchi sono proprio forti a fare giochi. Wow. Salta sul tavolino. Ok. Oh. Vado. Father, give me strength. That was my last shot. Ok. Riesco a prendere sto fallito. Lo sapevo. Lo sapevo andare a finire così. Madonna troia, oh. Veramente fastidiosissimo. Troppo anali quei nemici là. Devo macillare un attimo. Cocktail. Vibrand. Apriamo, mancano 25-27 mila punti. Ah, per favore, papà. Ma poi.
of Christ compels you. I need to fight them first. No. Ma c'è il pavimento. Voglio capire come l'ho preso. Tumori. Incredibili tumori questi. Something for my wounds. E ragazzi, la chiudiamo qui. Porca puttana, oh. Chiudiamo domani, come al solito. Sempre freschi.